Visite al caseificio, ma anche degustazioni, musica e soprattutto il ricordo di una storia lunga 140 anni. Latteria Soligo festeggia il suo compleanno guardando a tutti gli sforzi fatti da generazioni di produttori nei difficili secoli che tra guerre, carestie ed epidemie hanno messo a dura prova il nostro paese e soprattutto la zona di Treviso, dove viene prodotto il latte, che è la base dei molti prodotti oggi diventati simbolo della marca nel mondo. Il 23 maggio 24 per esattezza è stata fatta la firma del 1883, no? Ad arrivare ad oggi 197 di loro che si mettevano assieme in un clima che non era come oggi, era soltanto che di povertà e miseria a quei tempi, ma avevano ben pensato che mettendosi assieme si faceva una forza per fare qualche cosa. Non sapevano neanche loro che cosa fare, si erano fidati in quel momento del nostro primo presidente Schirati, il beato Toniolo, che ha scritto questo statuto, e da lì è partita questa avventura. Le difficoltà non sono mancate, tanto che si può dire che il grande successo è arrivato negli ultimi 20 anni ed è stato maturato in 120 anni di grandi sacrifici. I primi impianti che hanno fatto, i primi prodotti che hanno cominciato a lavorare, il burro in maniera particolare, era un prodotto che veniva esportato in Spagna, in Egitto. Partendo dalla lavorazione di pochi quintali di latte si è arrivati nel tempo ai volumi attuali che sfiorano la tonnellata di latte lavorato l'anno. Si era cominciato con 3.000 quintali di latte all'anno, poi 8.000 per arrivare solo durante la prima guerra mondiale a 23.000 quintali di latte, no? Che sono cifre irrisorie se guardiamo ad oggigiorno. Poi la cooperativa negli anni è arrivata a dei numeri stratosferici, prima guerra mondiale a essere più di 2000 soci, ma la prima guerra mondiale è stata una devastazione. Qui questo territorio che in quegli anni tra Pieve di Soligo e Fara di Soligo erano 8.000 abitanti, avevano 2.400 vacche in produzione. Finita la guerra ne erano rimaste 54. Voi capite la devastazione della guerra, gli austriaci quando sono arrivati hanno devastato tutto, ucciso animali. Dopo la fine della Grande Guerra un immane sforzo di ripartenza ha dovuto infrangersi con l'arrivo del secondo conflitto mondiale, ma la vita della latteria e la sperimentata forza della condivisione e dell'unione nella forma cooperativa hanno fatto rinascere per la terza volta la Latteria Soligo. Racconto questo piccolo passaggio che spero di raccontarlo anche in altri momenti. La latteria aveva preso prima della guerra una balilla, l'aveva pagata 7.200 lire, l'aveva nascosta questa balilla perché sarebbe stata sequestrata. Finito la guerra l'hanno venduta per 280.000 lire, quello gli ha salvato il bilancio. Poi nuovo caseificio che è stato fatto, il rilancio, i vari prodotti, il burro dall'inizio, ma il latte fresco, le mozzarelle, naturalmente il mascarpone, che in quei tempi si chiamava mascarpone, abbiamo le foto che dice questo. Allora, molti obiettivi raggiunti, la mozzarella innanzitutto che è stato uno dei punti forza di questa cooperativa. Per questo anche la festa è stata soprattutto un momento di condivisione con quanti hanno condiviso la strada con la cooperativa. Un grazie ai nostri padri fondatori di questa storia, i direttori, i presidenti che sono passati, grazie ai produttori oggi, al nostro consiglio di amministrazione, e guardiamo avanti. Gli altri ci hanno lasciato questa eredità, questa grande cooperativa, questa produzione nata come un seme ma diventata una grande quercia, e noi dobbiamo guardare per il futuro, per i nostri figli, naturalmente la sostenibilità, prodotti sempre migliori e naturalmente la grande tecnologia che stiamo usando oggi nei nostri stabilimenti. Per questo anche la giornata di ricordo di questo 140° compleanno è stata soprattutto un momento di condivisione con quanti hanno condiviso la loro strada con la cooperativa. Chiamando il popolo attorno a noi, i consumatori attorno a noi, che sono la nostra grande forza, la grande forza che bisogna dire che oggi l'associazionismo, i carabinieri, gli alpini, e io ringrazio sempre queste persone. Questo sarà un giorno di festa.